Christmas tree, oh Christmas tree, the leaves are so unchanging. Con la tradizionale accensione dell'albero di Natale in piazza Mazzini, a Jesolo è stato inaugurato l'evento Un mare di luci, un bagliore di speranza per il futuro in quest'anno ancora funestato dal Covid. E così, per donare ai cittadini almeno un clima e un'atmosfera natalizia, l'amministrazione ha riempito la città con 200.000 punti LED bianchi e blu, ispirati al tema del ghiaccio, per illuminare questo Natale che sarà sensibilmente diverso dagli altri. Abbiamo voluto anche quest'anno fare qualcosa, far capire ai nostri cittadini, ma soprattutto i più giovani, i ragazzi, che Jesolo comunque vuol far vivere la magia del Natale. Purtroppo sarà un Natale un po' particolare, non sarà il solito Natale. Eravamo pronti per partire, purtroppo siamo stati fermati. Dobbiamo tutti rispettare quelle che sono le norme imposte per cercare di evitare il più possibile i contagi, però comunque qualcosa abbiamo voluto fare, quindi questo mare di luci, illuminando non solo Piazza Mazzini ma le principali piazze con degli alberi di Natale, tra l'altro con colori diversi, tutte le vie principali, e quindi la magia per i più giovani c'è e quindi l'atmosfera c'è. È un'iniziativa per dare un po' di colore alla città. Abbiamo continuato a lavorare, abbiamo portato a casa questo progetto, tutte le piazze, sono 10 alberi di Natale più il coordinamento delle luci, fatto in maniera di squadra. Sono vicino al Commissario al commercio e alle attività, perché ho avuto un'attività e so cosa vuol dire sacrificio, accendere le luci. E dunque andiamo ad accendere finalmente questo albero, che è un segnale, perché pensavamo di non accenderlo, invece siamo riusciti anche quest'anno per il quinto anno dal 2016 ad accenderlo, e dunque come assessore al commercio do un segnale di luminarie e di speranza, perché ne abbiamo bisogno. Non siamo qui per fare cose enormi, ma anche le piccole cose in questo momento difficile sono molto importanti. How richly God has decked thee.